Nel territorio dell'ASL 4 Veneto Orientale nel periodo estivo si raggiungono 26 milioni di presenze, quasi un terzo del comparto turistico dell'intera regione Veneto, numeri metropolitani che richiedono l'organizzazione di servizi sanitari adeguati. L'azienda da sempre mette a disposizione dell'attività sul litorale dei turisti, dialisi per turisti, punti di primo intervento, quindi la rete dell'emergenza urgenza. Siamo l'unica azienda che non riduce l'attività chirurgica e di ricovero durante l'estate, ma la aumenta perché abbiamo appunto il ricovero dei turisti sugli ospedali sia di Jesolo che dell'entroterra. Aumentiamo i servizi di diagnosi e cura, la radiologia, il laboratorio, l'attività del Dipartimento di Prevenzione con tutta, diciamo, la catena dei controlli e anche da qualche anno organizziamo un servizio di assistenza domiciliare per turisti. I turisti che accedono ai servizi sanitari hanno espresso un giudizio molto positivo nei riguardi sia dell'ambiente che del personale sanitario, anche per questo sono soddisfatti di passare le vacanze nelle nostre coste. I turisti vengono qui e vengono avendo la sicurezza di avere un sistema sanitario in grado di rispondere alle loro esigenze, sia di carattere urgente e quindi ragione per cui abbiamo punti di primo intervento a Carle, a Bibione, a Cavallino, l'ospedale di Jesolo. È un'idea ancora in cantiere, ma per il futuro a Jesolo la ASL 4 ha intenzione di dare vita a nuovi progetti per i turisti. L'idea è di offrire dei pacchetti sanitari aggiuntivi a chi chiede attività programmata. Su questo fronte nel futuro organizzeremo anche pacchetti di prestazione per turisti che scelgono di venire in questa località anche solo per approfondire dal punto di vista diagnostico la loro situazione clinica, quindi ci stiamo organizzando per andare anche oltre l'aspetto dell'urgenza e emergenza.